La Pro Favara torna a vincere e nell'anticipo di sabato conquista 3 punti in casa della capolista del campionato di eccellenza Girone A, l'Athletic Club Palermo. Vittoria importante non solo per non perdere terreno in classifica, ma soprattutto per ridare fiducia e morale a tutti, società, staff tecnico, giocatori e tifosi, dopo la sconfitta con la Nissa e l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia. La Pro Favara si aggiudica il big match con la capolista Athletic Palermo con il risultato di 3-2, una gara che sembrava la fotocopia delle precedenti, con i gialloblu che iniziano bene l'incontro, vanno in vantaggio al 14° con un gran gol di Ficarrotta che dimostra ancora una volta tutto il suo valore di giocatore di altra categoria. Ma la storia si ripete con la Pro Favara che crolla nel finale del primo tempo, al 39° si fa rimontare con un gol di Caronia e al 46° addirittura superare con una rete di Manfred che dà il momentaneo vantaggio ai padroni di casa. Ma al ritorno in campo la Pro Favara questa volta c'è ed affronta la ripresa con lo stesso spirito battagliero del primo tempo, producendo subito occasioni che si concretizzano ancora con Ficarrotta che con una magistrale punizione dal vertice destro realizza la rete del pareggio. Prosieguo di secondo tempo che vede la Pro Favara ancora lucida e decisa e al 61° mette a segno la rete del definitivo 3-2 con la piana dopo una bella combinazione Ficarrotta-Cannavò. Pro Favara che torna a vincere e che attende con ansia adesso di poter ritornare a giocare tra le mura amiche, lavori di ristrutturazione dello stadio Broccoleri permettendo. Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, devo dire abbiamo fatto 25-30 minuti di grande calcio, siamo stati in vantaggio, potevamo fare anche il secondo e il terzo gol, poi abbiamo avuto un attimo di sbandamento, nel senso abbiamo concesso qualcosa all'Atletico, è una squadra organizzata, è una squadra che ha giocatori importanti e in 5 minuti sono riusciti a ribaltarci la partita. Devo dire che in questo caso faccio anche complimenti ai ragazzi perché siamo rientrati in secondo tempo in campo con un piglio diverso, perché noi non siamo quei giocatori che negli ultimi 5 minuti hanno lasciato qualcosa agli avversari. I ragazzi sanno che devono dare qualcosa in più e credo che la seconda parte della gara siamo entrati in campo vogliosi, con voglia, con cattiveria di ribaltare questa partita perché abbiamo bisogno di vincere e stare più sereni. Quindi in questo senso veramente faccio complimenti a tutti per l'atteggiamento, per tutto quello che hanno messo in campo perché oggi era troppo importante per noi. Al 45° di questa partita abbiamo toccato il fondo della stagione, ma non per prestazione, perché ancora una volta avevamo fatto una buona partita ma ci eravamo ributtati in una situazione, in un vortice che stavamo vivendo in queste settimane. Il secondo tempo è quella che io conosco la Pro Favara, è quella che vivo tutti i giorni, è quella con cui mi alleno tutti i giorni, è quella con cui ho fatto penso 80 allenamenti da quando è cominciata la stagione, quindi io nel mio cuore sapevo che la Pro Favara era questa, però avevamo bisogno di farlo vedere pure a chi si è organizzato per guardarci, a chi da lontano ci ha osservato. Dovevamo dare una reazione perché questa è una partita fondamentale, una partita che ci può proiettare in una settimana serena, da vivere sereni e pensare già da domani, pensare alla partita che dovremmo affrontare. Ancora la strada è lunga, noi domenica dopo domenica dobbiamo guardare solo e sempre noi stessi, giocare per vincere ogni partita perché abbiamo le carte in regola per poter vincere ogni partita senza presunzione con nessuno. Però dobbiamo essere umili come siamo stati oggi e mai avere quei 10-15 minuti di blackout, perché in quei 10-15 minuti per ora ci sta andando un pochino storto, diciamo. Non ho mai avuto dubbi sulla squadra, io non ho dubbi su tutto quello che negli ultimi 15 giorni ci è caduto addosso, ma anche perché, ripeto, ho detto all'inizio, non è una squadra che tutte le partite all'inizio 2-0 e 3-0, è una squadra che dove andremo troveremo squadre come l'Atletico Palermo, che è una squadra fortissima e che sfido chiunque a venire qua a fare punti. Quindi io ho sempre avuto fiducia, io non ne ho problemi con la mia squadra, io sono sicuro di quello che ho fatto e del mio lavoro e sono sicuro di quello che fanno i ragazzi. Si può alzare, si può scendere, si può risalire, ma il campionato è lungo, ce ne saranno tante situazioni buone, ce ne saranno tante anche cattive, bisogna solo stare un po' tranquilli, se si sta tranquilli poi a marzo tiriamo le somme.